Tra i grandi protagonisti di questa vittoria sul GFM Diavoli, Daniele Feverati, quando sei chiamato in causa fai sempre la tua bella figura. Io posso dire solo che Androni è il punto di riferimento, poi quando tocca a me io devo cercare di non farlo mancare in porta, cioè devo essere me stesso e cercando di non far sentire la sua mancanza e basta. Senti, una grande partita la tua comunque, davvero insuperabile, soprattutto l'ultimo intervento, quella smanacciata finale. Lì bisogna dire che comunque anche la squadra mi ha aiutato tanto oggi, mi ha dato tanta fiducia e si è visto anche in campo. Mi ha dato molta fiducia e anche il mister, sia Alberto che Rica mi hanno dato veramente tanta fiducia. Senti, una vittoria che vi rilancia in classifica, adesso terzo posto, si potrebbe migliorare ancora. Non faccio proclami, non voglio portare iella di nessun tipo. Noi continuiamo per la nostra strada e basta, poi cerchiamo di vincerle tutte ovviamente. Poi nonostante tutte le difficoltà siamo ancora lì attaccati a tutti, quindi adesso ci proviamo. Sì, anche perché non bisogna ripetere gli errori del passato. Perseverare è diabolico, è vero. Comunque ci credete in spogliatoio, sì o no? Abbiamo tanta fiducia, questo sì. E Feverati troverà anche lui il suo spazio. Per adesso io mi accontento di quello che posso fare. Quando posso fare proverò sempre a dare il 100%, se non riesco dovrò solo fare mea culpa e basta. Beh, se giochi come stasera Androni è avvertito. Ma Marco è un amico prima di tutto, quindi non c'è nessun problema per lui, anzi è lui che mi dà tanta fiducia anche. La mia famiglia che quando gioco non mi viene mai a vedere, proprio voi, grazie. Poi anche la squadra, il mister e anche mia amorosa che mi dà una grande mano. Che si chiama? Grazie Claudia.